Nasce ufficialmente la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Il progetto ideato la scorsa estate tra Comune, Regione e Governo per una sostenibilità ambientale, economica, tecnologica e sociale della città, modello di resilienza per tutto il mondo. La cerimonia di presentazione a Palazzo Ducale col governatore Zaia, il sindaco Brugnaro e il ministro Brunetta nominato presidente della Fondazione su indicazione del presidente Draghi. Venezia è al centro dell'Italia, al centro dell'azione del governo e ci saranno anche nelle prossime settimane, con un po' di tempi ma non lunghissimi, anche un esito sull'autorità per la laguna. Poter raccontare all'UNESCO, all'ONU, alle grandi organizzazioni europee che a Venezia si può installare un grande istituto di studi per la sostenibilità, che non è solo, attenzione, ecologica, ma è anche economica, e lui è un economista, e sociale. A partire dagli studenti, dando la possibilità di seguire il modello Boston. Venezia deve diventare un simbolo, non è che la soluzione sia a Venezia, la soluzione è parlarne a Venezia, cioè dove discutiamo e ragioniamo sui problemi del mondo, perché a Venezia i problemi arrivano prima che in altri luoghi, ma i luoghi sono uguali, lo spopolamento dei centri non c'è solo nel centro storico di Venezia, ci sono in tutti gli Appennini, c'è nelle montagne, ma non è solo in Italia, ma anche in Europa. La fondazione partirà con 8 progetti, ha spiegato Zaia, e la regione parteciperà a 4 di essi. Il flusso di finanziamenti ipotizzato, continua il presidente, va da 2 a 4 miliardi e peserà sul PIL del Veneto per 10 miliardi. Fondamentale è rinegoziare il PNRR con l'Europa e capire che il mondo è cambiato. Non è colpa di nessuno, il mondo è cambiato. Il PNRR nasce come un post-Covid, oggi è in presenza di una guerra ucraina, con tutte le ricadute di questa guerra sui nostri mercati, sull'occupazione e sull'economia. Il ministro Brunetta ha poi dichiarato che il governo è già al lavoro per mettere in campo azioni in questo momento complesso. Già nel Consiglio dei Ministri di dopodomani adotteremo decisioni importanti per le famiglie e per le imprese, soprattutto sul costo dell'energia, sul costo della benzina, sul costo delle bollette, per le famiglie e per le imprese, perché non possiamo perdere potere d'acquisto, non possiamo perdere di competitività per le famiglie e per le imprese.